Benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Come sapete il nostro talk show che va in onda mercoledì e giovedì sul canale 15 di Serenissima per il Veneto e poi, come piace dire, lo sapete, oltre il Veneto c'è Facebook e YouTube, perché come sapete abbiamo cominciato noi un annetto e mezzo fa, siamo sempre presenti ovviamente anche sui social, sulla piattaforma, eccola qua, che si chiama Insieme delle Persone TV, che è il nostro contenitore informativo dove lanciamo tutte le nostre produzioni. Basta cliccare, andare sulla pagina Segui la diretta e automaticamente vi connettete a tutto quello che succede in diretta qui dagli studi di Rubano di Canale Italia, Rubano in provincia di Padova. Non solo, ma siamo anche su YouTube, quindi la possibilità anche di guardare questa trasmissione anche su YouTube per chi magari non ha i social. Oggi naturalmente l'argomento principe rimane la discussione politica che si incernia sulla presentazione della fiducia da parte di Draghi al Senato, ovviamente con tutte le discussioni che dei vari partiti, dei vari esponenti di partito che stanno esprimendo il loro parere. Ci sarà una piccola pausa e poi il voto dalle 22, cercheremo di capire come è andato, anche se poi è abbastanza scontata la previsione, almeno si spera, poi salvo imprevisti. Vado subito a presentarvi gli ospiti che abbiamo qua in studio. Abbiamo in presenza qui in studio da noi Andrea Zanoni, che è consigliere regionale del Veneto per il Partito Democratico. Buonasera. Benvenuto. Poi abbiamo Simone Scaramuzza, che è coordinatore regionale Forza Italia Giovani Veneto. Buonasera. Ecco, lei Simone Scaramuzza che occupa la poltrona dei giovani, famosa, ambita, dicono ambita da parte dei giovani. Poi invece abbiamo l'onorevole Sergio Berlato, parlamentare europeo Fratelli d'Italia. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori, buonasera. Bentornato, benvenuto. E poi in collegamento via Skype abbiamo l'onorevole Roger Demenec, ho detto bene la pronuncia del... Perfetto. Perfetto. Grazie. Partito Democratico, mi dicono Ponte delle Alpi, giusto la sua Belluno, Ponte delle Alpi. Belluno. Sì, ho fatto il sindaco a Ponte delle Alpi, buonasera a tutti. Buonasera, benissimo. Le informazioni erano giuste. Quindi ovviamente vi ricordo, per chi avesse piacere di collegarsi, che c'è il nostro numero di telefono 049 63 11 11, lo sapete, non solo domande ma anche osservazioni, anche semplici riflessioni, perché tutto è accettato in questa trasmissione, ovviamente ai limiti della decenza, del rispetto del decoro. Quindi mi raccomando, chiamate se volete dire la vostra, 049 63 11 11, ovviamente ripeto anche in diretta Facebook e anche in diretta YouTube. Lanciamo la sigla. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica scarsa. Bene, eccoci di nuovo in diretta, sono le 21.04, ovviamente l'argomento del giorno, lo ripetiamo, Draghi. Zanoni, Draghi sembra aver raccolto il consenso di tutti, cioè alla fine tutti d'accordo, cioè, ma come siamo passati da una fase in cui come si chiama, Renzi aveva avuto il no da parte del Movimento 5 Stelle, no, non può entrare nel governo, sì Conte, no Conte, a una fase in cui tutti hanno fatto convergenza su Draghi, senza che poi alla fine questa persona avesse neanche prospettato un piano programmatico, quindi già prima di fare le prime consultazioni tutti i partiti sembravano, dicendo, assolutamente d'accordo, sì a prescindere. Che cosa è successo? Come mai questo plebiscito? Perché siamo di fronte a una situazione di emergenza, lo sanno tutti, siamo in una pandemia che mai prima aveva colpito il mondo moderno, e quindi siamo in una situazione di emergenza dove tutte le autorità e quindi tutti i governi sono impegnati ad affrontare la pandemia. Tra l'altro in un momento molto cruciale, si parla di fine della seconda ondata, arrivo della terza addirittura, e con tutta la questione dei vaccini, una questione che è all'ordine del giorno. Abbiamo sentito quanti problemi, quante polemiche anche proprio oggi sulla questione
dei vaccini, l'acquisto da parte della regione, non acquisto da parte della regione e così via. E quindi mancando i numeri per il Conte 3, per il governo Conte, con le componenti che sappiamo, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, l'EU e Italia Viva, non essendoci più la disponibilità di Italia Viva che purtroppo in un momento così tragico ha deciso di far cadere il governo, quindi con una scelta ancora adesso incomprensibile, non rimaneva che individuare questa autorità Draghi appunto di una levatura molto particolare, individuata appunto dal Presidente della Repubblica, che per gioco forza si avvale di un consenso trasversale per i numeri, insomma, soprattutto per avere i numeri, perché prima si era visto che senza Italia Viva purtroppo i numeri non c'erano più e quindi si cerca di affrontare tutte queste sfide così importanti, con non solo la pandemia ma anche quella della riconversione ecologica, energetica, l'utilizzo dei soldi del Recovery Fund, poi avremo anche il Green New Deal che parte in contemporanea, e quindi una sfida importantissima. Abbiamo sentito Draghi, si parla appunto di emergenza sanitaria, affrontare questo tema, la scuola, la sostenibilità e quindi temi importantissimi in un periodo altrettanto importante, probabilmente non abbiamo memoria nella storia italiana di un'opportunità di un investimento così importante e quindi c'era il bisogno di un governo che avesse i numeri. Speriamo che questo governo, se lo augurano tutti, funzioni bene. Sicuramente non è il nostro governo ideale perché abbiamo come compagni di strada anche dei partiti, mi riferisco alla Lega, che notoriamente ci vedono sempre contrapposti per quanto riguarda una serie di motivi, soprattutto quindi vuol dire che Berlusconi i sta nostri simpatico. cavalli di battaglia, gli ideali vuol dire che ci Berlusconi differenziano. sta simpatico, cioè se lei mi dice abbiamo Lega che vuol dire che Diciamo Berlusconi... che ad esempio il tema dell'europeismo, dell'Europa, è un tema che per quanto riguarda la Lega fino a qualche giorno fa, adesso Salvini sembra che si sia convertito improvvisamente, ci ha sempre diviso. Con Forza Italia le distanze sul tema Europa sono state sempre inferiori, quindi eravamo sicuramente almeno su quello nella più politica vicini. si può cambiare idea, però onorevole Bernato, a me sembra che Zannoni abbia rappresentato una situazione tipica di un partito all'opposizione, cioè io invece, che io sappia, il PD era con Renzi, era con il Movimento 5 Stelle fino al governo che è andato fino in onda, chiamiamo questo termine, fino a giovedì, venerdì, quando hanno giurato i ministri, cioè eravate voi al governo come PD, per dire Bernato cosa ne pensa? Intanto la ringrazio dell'invito stasera perché credo sia una serata divertente e già abbiamo cominciato a vedere gli esponenti del PD con le loro ventose che tentano di attaccarsi come l'uomo ragno su per le pareti per tentare di giustificare una scelta che è sinceramente esilarante. Allora, fino all'altro ieri, quelli della Lega erano in mai assoluto, qui di Forza Italia non se ne parla, per dire no, Forza Italia, se sentivamo poi i loro colleghi, i loro compagni di merende che sono quelli dei 5 Stelle, per dire mai e poi mai, già avevano detto mai con il partito di Bibbiano e quindi il PD è in male assoluto, hanno fatto la campagna elettorale, quelli dei 5 Stelle, contro il PD, cioè individuando nel PD il male assoluto, l'esempio di ciò che doveva essere abbattuto. È vero che la politica è l'arte del possibile, però diciamo così, alle volte diventa anacronistico vedere che ci sono dei soggetti che fanno politica, non mi riferisco ovviamente ai colleghi presenti, ma ci sono dei soggetti che fanno politica ed indossano, proprio con grande disinvoltura, indossano le mutande a volte dalla parte di sotto e a volte dalla parte di sopra, perché non c'è differenza. Tanta è l'ipocrisia che utilizzano nel giustificare delle scelte che erano l'esatto contrario, sono l'esatto contrario di quello con
con le quali argomentazioni si sono presentati alle elezioni. Perché si sono presentati nel 2018 con delle argomentazioni che adesso stanno smentendo con i loro fatti, non solo tra 5 Stelle e PD, ma anche, cioè, in un governo adesso che viene messo in piedi per quale motivo? L'hanno detto chiaramente, no, bisogna spartirsi piatto ricco, micifico. Arriva la promessa di questi 209 o rotti in più miliardi dall'Europa e quindi bisogna che ci abbuffiamo dentro nella mangiatoia e magari un po' riusciamo a spartirceli. L'obiettivo è questo. E ora qualcuno dice, ma serviva un governo autorevole per fare in modo da affrontare l'emergenza. Scusate, ma lo dicono le stesse forze che hanno affrontato l'emergenza tutto l'anno scorso e hanno dimostrato la loro incapacità, la loro impreparazione nell'affrontare prima l'emergenza sanitaria, che io non sottovaluto, anche se c'è stata speculazione, ma di questo magari parleremo dopo. Ma la vera emergenza che sta dilaniando il nostro Paese non è quella sanitaria, è quella economica, è quella occupazionale. Se a fine marzo non verrà prorogato il blocco dei licenziamenti, noi ci ritroveremo, tra marzo e aprile, ci ritroveremo con più di 1 milione di persone che verranno licenziate, che si andranno ad aggiungere a tutte quelle che hanno perso il lavoro durante l'anno 2020. Questa è la vera emergenza. E allora, e qual è il primo atto? No? Facciamo finta che adesso si vogliono tutti bene. E ora, non è vero che è stato il plebiscito, perché noi come Fratelli d'Italia abbiamo scelto di rimanere all'opposizione, ma motivando il perché. Perché abbiamo detto non è possibile che delle forze politiche che hanno sempre giurato e spergiurato la loro contrapposizione proprio ideologica, viscerale, politica tra di loro, che adesso si mettono d'accordo per fare delle scelte che riguardano il Paese. Allora hanno detto, c'è Mario Draghi, che a questo punto Mario Draghi entra in scena unicamente perché non sono riusciti a raffazzonare una maggioranza che potesse sostenere Conte. No? Allora, visto questo, Renzi fa il suo show, ammirevoli anche Renzi perché ha sempre detto contro Forza Italia, adesso con il nuovo governo Renzi si trova a sostenere un governo con dentro 3 ministri di Forza Italia, anche questa è una cosa, cioè io per dire, stiamo parlando di amici del centrodestra che fanno questa scelta che noi rispettiamo, ma noi abbiamo rispettato la scelta sia della Lega che di Forza Italia di far parte di questo governo con le loro argomentazioni, ma chiediamo rispetto noi come Fratelli d'Italia per aver scelto di rimanere all'opposizione, anche perché sarebbe mancata l'opposizione in questo Parlamento. E riteniamo che ci debba essere una forza politica che abbia il coraggio, anche la libertà di azione, di dire no alle cose che non vanno bene. La prima azione che hanno fatto qual è stata? Per quanto riguarda gli impianti sciistici, allora hanno detto, gli stessi ministri che c'erano prima, hanno detto che a metà di febbraio sarebbero stati aperti gli impianti sciistici. Deciso 15-20 giorni fa. Quindi allora l'hanno preannunciato e quindi ora tutti gli operatori di settore, stiamo parlando di 4 milioni di persone che in Italia sono impiegate in questo, con l'indotto, no? Allora, questi qua preparano le piste, fanno gli investimenti per le messe a norma, vendono tutte le prenotazioni e quant'altro e il giorno prima il nuovo governo della salvezza nazionale, il giorno prima dell'apertura dicono a tutta questa gente abbiamo scherzato. Rimane tutto bloccato fino al 5 di marzo. Sentiamo una telefonata. Questa è la prima azione che fa questo governo dell'inciuccio. Si è presentato bene, diciamo. Vediamo la telefonata alla casa. Pronto? Chi parla? Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Da dove chiama? Pronto? Sì, parli. Da dove chiama? Volevo dare una risposta a quello che ha appena parlato adesso, che non so chi sia perché ho appena aperto il televisore. Il mio nome è Sergio Berlato. L'onorevole Sergio Berlato, prego. Che ha detto noi non partecipiamo al governo perché colà. La Meloni ha detto non partecipiamo perché sono troppo a sinistra. Io vorrei dire, siccome che non sono né di destra e tanto meno di sinistra, vuol dire questo: non partecipate, non perché è troppo a sinistra, perché siete troppo a destra voi siete fascisti. Vabbè, è una sua opinione personale, la rispettiamo. Grazie del suo intervento, un po' provocatoria.
No, per puntualizzare, mi perdoni. Sì, Cioè, io non brevemente sono così poi andiamo non avanti. sono fascista, non lo sono mai stato, io sono apertamente di destra, come ben si sa, per dire, saldamente radicato nell'area di centrodestra, per dire, noi l'abbiamo motivato dicendo, ma argomentando e dimostrandolo, perché la maggior parte dei parlamentari che fanno parte, eletti nel 2018, che fanno parte di questo Parlamento, sono parlamentari di sinistra, 5 Stelle, PD, più l'EU e quant'altro, cioè la maggioranza di parlamentari che sorreggono questo governo, la maggioranza è chiaramente sbilanciata a sinistra, cioè sono dati, non sono opinioni, ecco perché abbiamo detto come farà su qualche tema importante come l'immigrazione. Allora, porti aperti come dice la Lega oppure porti chiusi dall'altra parte e viceversa, no? Cioè ora la Lega dice noi vogliamo bloccare i porti, così come dicevamo noi con la Marina, no? Blocco navale. E invece la sinistra dice porti aperti. Sì, sono sicuramente due posizioni. Sugli imprenditori continueremo con i redditi di cittadinanza come vuole i 5 Stelle o cominceremo a investire a favore delle imprese che sono quelle che creano ricchezza? Infatti vedremo queste situazioni. Vediamo una telefonata da casa, pronto? Chi parla? Pronto, buonasera. Sì, prego, buonasera. Sono Renato da Castelfranco Veneto. Sì, prego. Allora, l'onorevole Berlato, volevo dire, mi spiace dirlo per lei, ma lei effettivamente milita in un partito, come l'ha dato la Meloni, che non è quello di Fini. Lei a destra, destra, destra. Andiamo all'analisi politica delle cose e dei fatti. Voi, CDL e la Lega al governo, i soldi dall'Europa ve li potevate scordare, perché anti-europeisti come siete stati non ve li avrebbero mai dati. Ecco il motivo per cui viene fatto un governo. Nell'analisi politica a me, sinceramente, vi avrei voluto vedere al governo in questa pandemia. Che questo governo abbia fatto di delle cappelle micidiali, nessuno ci piove. Compresa quello che ha detto prima sugli sci. Perfettamente d'accordo. Però voi al governo perché non ci siete andati? Fa troppo comodo stare all'opposizione, criticare e tirare una valanga di fango. Perché all'opposizione si va sempre bene, ma quando c'è una pandemia di cui le regole i cittadini italiani non continuano a non rispettarle, perché le mascherine sono un optional, gli assembramenti sono un optional e vediamo i risultati, tra poco ci saranno altri lockdown. Va bene, grazie Renato da Castelfranco. Ecco, volevo sentire anche l'onorevole Demenec. Ecco, Zannoni ha detto una frase che mi ha colpito, cioè Renzi ha creato una crisi ancora attualmente incomprensibile. Anche lei la pensa alla stessa maniera? Assolutamente sì, nel senso che è incomprensibile soprattutto in un momento in cui di tutto avevamo bisogno fuorché di una crisi politica e quindi noi abbiamo questo momento di impasse, di sosta, di stand-by proprio per quella crisi. Devo dire che Mattarella è stato estremamente intelligente nel ribadire ancora una volta che il Paese in questo momento aveva bisogno di essere governato in maniera autorevole, ha trovato una soluzione all'altezza del momento complicatissimo che stiamo vivendo e poi io vorrei riportare anche un ragionamento politico però, perché altrimenti non ci capiamo. Oggi Mario Draghi ha fatto il discorso di insediamento del proprio governo al Senato. Io dico solo qualche flash. Qual è il profilo di questo governo? Fortemente europeista, che è dentro la logica del Partito Democratico da sempre. Io cito le parole di Mario Draghi. Radicato nel patto atlantico, nell'alleanza forte ovviamente con la NATO e dentro lo ha proprio citato. Poi se parliamo anche del pezzo del discorso dedicato alle riforme, io cito solo una caratteristica. Quando Mario Draghi oggi, questa mattina, ha parlato della riforma del fisco, ha detto fortemente radicata all'aspetto proporzionale della riforma, quindi della proporzionalità della tassazione e quindi dell'aliquota che cresce in base al crescite del reddito. Ha detto che ci vuole una revisione, una semplificazione, ma ha ribadito che non esistono tassazioni fisse con un'unica aliquota. Dico questo perché
Perché noi del Partito Democratico, in maniera molto coerente, non soltanto perché siamo responsabili di un momento complicatissimo della vita del Paese, e lo siamo stati col governo Conte 2 e lo saremo con Draghi, ma anche perché dentro le linee principali di indirizzo del governo ci riconosciamo nel programma. Questa è la verità, se vogliamo parlare dei fatti. I problemi li avranno gli altri, e su questo c'è una grande sfida. Il Paese oggi è alla guida del G7, del G20, quindi vuol dire che è su un panorama internazionale in cui tutti i riflettori sono puntati sul nostro primo ministro e sul nostro governo. È una straordinaria occasione per essere autorevoli. Non è un caso che anche in questo periodo il nuovo governo, ma soprattutto io credo la figura di Mario Draghi sicuramente, ma la stabilità del Paese ha portato all'abbassamento dello spread, alla ripresa dei mercati, delle borse, eccetera, eccetera. Sono tutti segnali che ci fanno capire che questo Paese in questo momento aveva bisogno di un governo e di governare essenzialmente cosa? Cosa che dobbiamo fare? Di governare l'aspetto sanitario, la pandemia, perché non esiste ripresa economica se noi non riusciamo a sconfiggere il virus. Questo ce lo dicono gli economisti, non ce lo dicono i sanitari, soprattutto i medici e gli infermieri che sono in prima linea e che noi dobbiamo ogni volta che interveniamo ringraziare. Dobbiamo sconfiggere, come dicevo, la pandemia e immettere tanto denaro, liquidità, fondi per le infrastrutture necessarie alla ripresa del nostro territorio e del nostro paese per la ripresa, e in quel senso quindi la grande gestione del recovery plan, del piano europeo di ripresa. Queste sono le cose concrete. Io dico un effetto di questa crisi, per dire, è stato il ritardo sul decreto ristori, per esempio. Io sono uno di quelli che sta combattendo perché venga approvato velocissimamente, perché quando tu chiudi le attività devi ristorarle. Assolutamente, bene. Onorevole, allora sicuramente adesso creiamo da questi suoi spunti approfondimenti, adesso lanciamo la pubblicità, poi subito dopo sentiamo Scaramuzza cosa ne pensa a proposito di Berlusconi, che è stato il primo in assoluto proprio a muoversi, a dire ci sto, e questo è stato proprio il primo in assoluto. Pubblicità. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Bene, ecco qua insieme alle persone TV, ricordiamo, siamo questo nuovo contenitore dove c'è informazione attraverso la nostra testata Il Sestante News, i nostri reportage, i nostri TG, l'opinione, che è l'unico spazio che mi dedico per dire veramente cosa ne penso, e ovviamente il pezzo forte, il talk show, mercoledì e giovedì. Ecco, ricordatevi che anche adesso siamo in diretta sui social, quindi sia su Insieme delle Persone TV pagina Facebook, sia Insieme delle Persone TV
YouTube, quindi non ci sono scusanti se qualcuno dice sono impegnato, non ho la televisione, oppure non guardo la TV, che spesso succede, ci sono i social, noi siamo veramente dappertutto. Ecco, allora Scaramuzza, parliamo un po' di questa cosa di Berlusconi, che è stato il primo a esporsi in maniera esplicita, se è possibile dire così, e a dare un consenso immediato a Draghi. È stato sicuramente il primo, ancora mesi fa, quando lui chiedeva proprio un'entrata in campo di Mario Draghi come Presidente del Consiglio. È stato per alcuni punti di vista anche il collante che poi ha convinto sicuramente la Lega ad entrare. Ha rispettato, nonostante magari qualche piccola crepa, la scelta della Presidente Meloni, ricordando che noi comunque governiamo moltissime regioni e moltissimi comuni d'Italia, perciò assolutamente è stata una scelta ponderata, secondo me, di responsabilità. Per quanto riguarda poi Forza Italia, ha dato il suo pieno sostegno, ha preso 3 ministeri importanti anche per la gestione dell'emergenza, quali il Ministro per gli Affari Regionali, e sicuramente sarà in prima linea per cercare di cambiare il tiro del precedente governo, che innegabilmente ha sbagliato. Bene, Scaramuzza, vediamo la telefonata alla casa, vediamo chi c'è. Pronto? Chi parla? Pronto? Buonasera, parla Laura. Sì, da dove chiama? Senta, io chiamo da Padova. Sì, prego. Senta, io sono una massocinesi-terapista e un tecnico del fitness. In un anno ho preso 600 euro a ottobre e 800 a novembre, e alla causa del crisi hanno bloccato tutto. Sono a casa da lavorare, mattoni non ne mangio e ristori e Cura Italia non arrivano più. Questo è il primo quesito. Secondo quesito, si parla tanto di questi vaccini. Io ho delle colleghe che lavorano nelle strutture sanitarie, ospedali, cure dove ci sono gli anziani, e questi vaccini vi parlano tanto che fanno più male che bene. Cosa mi rispondete? Bene, grazie Laura da Padova. Onorevole Berrato, vuole rispondere lei? Cioè, in effetti la signora ha calcato un po' quello che ha detto lei, cioè gli imprenditori abbandonati a se stessi. In effetti adesso li vedremo, no, la prova del 9, ma hanno già dato dei segnali. Draghi in questi giorni ha già detto, anche oggi ha detto, non potremo salvare tutte le imprese, quindi salviamo quelli simpatici o quelli antipatici. Quali saranno i metodi di cernita per fare in modo da far morire alcune imprese e tenere in vita delle altre? E dice ad esempio solo quelle produttive, ma ci rendiamo conto che le imprese stanno soffrendo e boccheggiando già dalla prima ondata, così come è stata chiamata, quindi in primavera. Allora il risultato qual è stato? Che mentre sono stati promessi, abbiamo sentito, no, cosa hanno ricevuto i nostri imprenditori, nella migliore delle ipotesi, gli imprenditori tedeschi, io diversi da parlamentare europeo ovviamente parlo con molti dei miei colleghi in tutta Europa, nella prima settimana di emergenza sanitaria, quindi a fine febbraio dell'anno scorso, gli imprenditori tedeschi hanno ricevuto in conto corrente dai 6 ai 12 mila euro, soldi sonanti. A noi hanno i ristori, siamo ancora qua che aspettiamo i ristori. Allora, sulle scelte strategiche importanti come questa dell'economia, cosa farà un governo che dice il tutto e il contrario di tutto tra le forze politiche che lo sostengono? Si parlava adesso della flat tax, che era un cavallo di battaglia di Forza Italia, ad esempio. Dice Draghi, ma sognatevelo, cioè noi andremo, quindi già ci siamo. Adesso abbiamo visto sui impianti sciistici. Allora, mentre tutti si aspettavano di permettere a queste persone di poter tirare un respiro di sollievo dopo un anno di asfissia, il colpo che è arrivato per dire che li mette ancora nelle condizioni di essere becchi e bastonati, perché hanno investito per mettersi a norma, come i nostri ristoratori, scusate, ma i nostri ristoratori ancora in primavera scorsa sono stati costretti a fare investimenti per mettersi a norma, delle barriere, i plexigas e tutti quanti, quello che hanno fatto, hanno investito in una situazione di grave difficoltà economica e di assenza di liquidità, hanno fatto gli investimenti per mettersi a norma e quando hanno fatto gli investimenti hanno chiuso tutto quanto, cioè dicendo addirittura che il virus di notte è pericoloso ma di giorno non lo è.
Quindi possiamo aprire i ristoranti a mezzogiorno, ma lo possiamo fare di sera. Al 18 e chiudiamo. Allora, per dire alcuni segnali, ho parlato prima dell'immigrazione, che scelte faranno sull'immigrazione? E sul reddito di cittadinanza, quale sarà la posizione della Lega, di Forza Italia, rispetto alla posizione di Rifondazione Comunista, oppure di Leu, oppure dei 5 Stelle? Queste scelte... A Boldrini, diciamo. Per dire a Boldrini, no? Quindi dicevo prima, no? Porti aperti a Boldrini e blocco navale da parte degli altri. Cioè, ecco perché noi non siamo entrati al governo. Non è vero che non vogliamo andare al governo, vogliamo andarci noi, ma ci vogliamo andare legittimati dal voto popolare. Vogliamo che siano le elezioni che democraticamente permettono agli italiani di scegliere da chi farsi rappresentare e da chi farsi governare, non che sia una camarilla di palazzo, siccome non avevo altre alternative. Perché? Perché la paura fa 40, perché sanno perfettamente i 2/3 dei parlamentari che hanno il loro punto di congiunzione tra la schiena e le gambe collocato nelle comode poltrone di Roma a 14.000 euro al mese di stipendio, sanno perfettamente i 2/3 di quelli lì che non torneranno mai più in Parlamento se si va a votare. Quindi questi qua sarebbero disposti a fare l'alleanza con Pluto, Paperino, la Maga Magò, con qualsiasi soggetto, con il lupo Ezechiele, pur di non andare a casa. Lo sanno perfettamente, allora si inventano il senso di responsabilità. In realtà sono lì che sperano che arrivino questi 200 miliardi dell'Europa, ma nessuno sa che questi soldi che hanno detto che arriveranno sulla base di una serie di condizionalità. Cioè l'Europa te li dà, e sono soldi nostri, la maggior parte a prestito che dobbiamo restituire. Questi soldi ti vengono dati a determinate condizioni, cioè sulla base dell'impegno da parte dell'Italia di fare delle riforme strutturali importanti. Speriamo di non trovarsi come a Grecia, per dire, riforme strutturali importanti. Allora ti promettono, ma è importante capire quanti di quei 209 miliardi arriveranno, perché sono tutti lì che sono lì pronti con il bavaglione, per dire, pronti a spartirsi la torta, ma non sappiamo ancora quando arriveranno, oltre a quanti, perché se i soldi, come dicono, arriveranno a fine autunno di quest'anno, i nostri imprenditori non sono mica nelle condizioni di stare senza respirare fino a fine autunno di quest'anno. E io dico sempre, è come se ci arrivano a fine autunno, è come mandare un'ambulanza a soccorrere dei feriti dopo che i feriti sono già morti dissanguati. I nostri imprenditori, se non hanno liquidità immediata, subito, nei prossimi giorni, non nei prossimi mesi, bene, il 40-50% dei nostri imprenditori chiuderà i battenti entro giugno di quest'anno. Ci rendiamo conto di questa emergenza? Ecco, senta, onorevole De Menec, lei che vive in montagna, Belluno è la montagna veneta per eccellenza, non ha sofferto più che altro, non tanto sulla chiusura, però deve essere sincero con me, con i telespettatori, non tanto sul fatto, ma se era convenienza o no, però il fatto di averlo detto 12 ore prima dell'apertura, lei è stato d'accordo su questa scelta di Speranza. Ecco, scusi, una telefonata da casa, vediamo, do il vantaggio della risposta. Vediamo un attimo. Pronto, chi parla? Pronto, mi chiamo Franco. Da dove chiama? Dalla provincia di Padova, buonasera. Sì, buonasera, prego. Allora, mi fa un po' specie quello che diceva il signor Berrato, che sembra stia leggendo nella palla del mago. Diamo tempo a questo governo di cominciare a lavorare e di vedere se fa risultati. Un'impressione mia, sono felicissimo che non si sia andato alle votazioni, perché probabilmente vinceva la destra del signor Berrato, e da un'altra parte me ne dispiace, perché sarebbero andati al governo e avremmo visto i disastri che avrebbero procurato agli italiani. Berrato, lei è uno statista, tanto quanto è bravo per i cacciatori, lei va a caccia in base a fare strage di uccelli, e a noi ci mette le regole come gli altri. Sia coerente. Va bene, grazie. Grazie Franco. Abbiamo capito che era un sinistro rosso-verde, sì, no. Per dire il signore. No, sentiamo, ecco, no, per dire, mi scusi, sì. Per chiarire, io ho una presenza media nei 15 anni che sono stato al Parlamento europeo di oltre il 94%. In Regione Veneto durante l'ultima legislatura, ma anche i 2 precedenti, ho una presenza media del 99,98%, tanto per dire, cioè non è che perdo il mio tempo. Io sono
appassionato cacciatore, non me ne sono, ma anzi sono orgoglioso di questo, perché proprio perché sono cacciatore sono una persona della fedina penale perfettamente pulita, perché se no non ti rilasciano il porto d'armi. Sono orgoglioso della mia passione, che è la caccia, proprio sono orgoglioso di questo, ma questo, come a differenza di quello che dice il Signore, non mi fa trascurare il mio impegno per fare in modo da dare risposte concrete ai miei concittadini. Tanto per essere chiari fino in fondo, perché quel signore lì, rosso-verde, probabilmente sì, anche anticaccia, aveva una sua opinione che io rispetto, però non devi dire falsità. Bene, bene, bene. Vabbè, ha fatto bene a chiarire, era doveroso. Domenech, sinceramente non si è dispiaciuto sul metodo, ecco, più che sulla logica, perché ci poteva stare, però a questo punto, prima di dire 15 giorni fa apriamo, a questo punto, poi i dati sono in calo, alla fine, non lo dico io, sono in calo, in Veneto sono in calo. Ma allora io voglio essere molto, molto sincero, sereno anche nelle valutazioni, nel senso che è chiaro che è stato fatto un errore, è stata una politica schizofrenica, e siccome io ho i contatti quotidiani con gli operatori del settore della montagna e del turismo, è chiaro che chiudere un'impresa turistica come quella di montagna 24 ore prima è una follia, lo dico in maniera molto chiara. È stato un errore dovuto a tante cose, anche al clima di incertezza politica, all'accavallarsi di due governi, insomma, ma è sicuramente un errore. Io l'ho detto, insomma, fra l'altro nel discorso di Draghi, giusto per riportare alla realtà, perché quello che ripeteva prima Berlato rispetto alle imprese da salvare, quelle da non salvare, non era presente nel discorso di Draghi di oggi. Per essere molto chiari, Draghi è uno che dichiara pochissimo, come avete visto, e che quindi ha dato come linea di pensiero, di indirizzo, quello di dichiarare. L'ha scritto Domenech, l'ha scritto. No, se nessuno interrompe, sono anche da distante, quindi è più complicato. Io non ho interrotto lei non interrompe me e andiamo d'accordissimo. Anche perché, insomma, credo che spazio ne abbia già avuto abbastanza, credo, no? Allora, io dicevo, quindi l'errore c'è stato sicuramente. Ripeto, ci sono delle giustificazioni, ma non bastano per gli operatori del settore. Dopodiché io dico un'altra cosa. C'è una cosa che mi preoccupa ancora di più, perché se da una parte noi dobbiamo gestire la situazione pandemica e quindi mettere in atto le prescrizioni e le precauzioni per salvare le vite umane e per non riempire gli ospedali di malati di Covid, dall'altra noi dobbiamo oggi correre per un'altra cosa che ci chiedono quegli imprenditori. Io ho appena finito una call proprio con, per esempio, la categoria dei maestri di sci. Ci chiedono l'immediata applicazione del decreto ristori. Fra l'altro noi abbiamo accantonati 32 miliardi di euro che sono stati stanziati dal governo precedente con uno stanziamento di bilancio e un ulteriore sforamento. Ecco, noi dobbiamo velocemente trasformare quei 32 miliardi nel decreto ristori e metterli nelle disponibilità dell'impresa turistica, soprattutto invernale, che è stata duramente colpita. Ecco, su questo. Dopodiché io lo so, in questo momento io credo che il clima in Italia, io sono uno che gira parecchio il territorio, il clima dell'italiano medio, insomma di quelli che hanno hanno da sbarcare il lunario tutte le mattine, sia quello che la politica deve dare delle risposte. Accanirsi esclusivamente sulla critica non costruttiva, senza mai proporre delle soluzioni ai problemi. I problemi esistono, sì. Sono facili da risolvere? Assolutamente no, lo dico io. Spesso si sbaglia, sì, bisogna dirlo con umiltà, però bisogna mettersi a servizio per cercare di risolverli. Ecco, è questo il momento storico. Probabilmente per qualcuno l'interesse di parte, come dicono in tanti, viene prima. Non è facile giustamente andare d'accordo per partiti così diversi, ma se metti al centro della tua iniziativa politica l'interesse primario e fondamentale oggi dei cittadini e della risoluzione di un problema enorme come quello della crisi sanitaria e della crisi economica, probabilmente superi anche le distanze. Ripeto, questo è uno spartiacque, insomma, secondo me, no? È stato nei momenti veramente delicati della vita del Paese, questo è successo. Benissimo. Anche nel passato. Ecco, è un peccato che non possa succedere oggi e che ci sia ancora oggi chi si accontenta di stare al balcone, criticare, dire di tutto, il contrario di tutto. No, io sono uno che si rimbocca le maniche e prova a risolvere i problemi. L'Italia oggi ha bisogno di questo. Senta, benissimo, senta Zanoni, però, fatti, probabilmente. Tutto chiaro. Ecco, Zanoni, senta, però lei ha parlato di una inspiegabile crisi da parte di Renzi, però le cose che ha detto Renzi, l'ha detto per fini suoi personali, perché voleva far scoppiare il bubone, però
sono cose che alla fine la maggior parte dei cittadini, quelli diciamo come dire non schierati, pensavano ormai da settimane, quindi nessuna proposta. I cantieri bloccati, famosi perché ovviamente i 5 Stelle non volevano eleggere questi famosi commissari perché loro c'erano il DNA che non bisogna fare lavori strutturali perché costano troppo, eccetera, eccetera. Quindi 58 cantieri bloccati. La riforma della giustizia, aspetti legati anche a nuove opportunità. In effetti un governo è rimasto fermo per 1 anno e mezzo. Quindi Renzi ha fatto scoppiare questo bubbone, comunque gli argomenti c'erano, la base c'era, poi uno riparte, non riparte, non c'entra, però lui ha fatto scoppiare cose che evidentemente non andavano da parecchio. Ma diciamo che Renzi ne ha dette un po' di tutti i colori, e quando fai parte di un governo i tavoli sui quali devi confrontarti, devi portare le tue richieste sono quelli del governo, non i talk show, non la televisione. E quindi molto spesso capitava che il governo, i suoi ministri, il Presidente del Consiglio sapevano di queste istanze dai giornali, cosa a mio avviso molto scorretta. Non è vero che Renzi ha sempre detto cose che poi si sono tradotte, che fossero vere e concrete. Ad esempio, lei ha citato alcune questioni, però la questione fondamentale che Renzi portava e sosteneva a tal punto da dire bisogna cambiare era il Recovery Fund, che non andava bene, che non era sostenibile, che era sbagliato, che era tutto da rifare. Abbiamo visto l'altro giorno che la Commissione europea, analizzando il Recovery Fund del governo precedente, del governo Conte 2, ha fatto pure i complimenti, e quindi Renzi invece c'è da dire, ce lo conferma anche la Commissione europea, il Parlamento europeo è stato sconfessato, erano tesi che poi non si sono verificate, quindi a maggior ragione l'azione che ha fatto è stata un'azione veramente spregiudicata in un momento assolutamente delicatissimo, forse è il momento più delicato della storia della nostra Repubblica dal dopoguerra, e non c'era bisogno di mettere il governo sotto scacco e di creare una crisi in questo frangente. Quindi è un errore veramente che io credo, tra l'altro, che costerà anche in termini di consenso a Italia Viva, perché ancora adesso, come dicevo, è inspiegabile, e abbiamo avuto la conferma che tutta la tesi di Renzi sullo sto Recovery Fund, che non era fatto bene, è stata smentita da chi ci deve dare i fondi, cioè dalla stessa Commissione europea. Ecco, sento, onorevole Berlato, però io penso, il mio pensiero che invece la crisi sia nata non per colpa di Renzi, ma per il fatto che il Movimento 5 Stelle di fatto ha dato un niet su certe linee, diciamo, da parte di Conte e anche su Renzi, quindi di fatto Renzi cosa ha fatto? Da polpone nella politica, ha detto allora mi prendo un po' di ministri in più, mi devi dare un po' di spazio su certe cose e andiamo avanti di comune accordo. Il Movimento 5 Stelle di fatto, che sappiamo molto alimentato dalla scelta ideologica, sempre questo confronto con la base, hanno sempre paura di essere smentiti perché evidentemente hanno bisogno di questo continuo confronto ideologico e mancando secondo me dell'aspetto pratico, e alla fine la colpa è di Renzi. Invece credo che la colpa sia anche della mancata elasticità del Movimento 5 Stelle, che non ha accettato. Il Movimento 5 Stelle nel 2018 ha preso intorno al 33% dei consensi a livello nazionale, vuol dire che nelle regioni del centro-sud ha preso il 60-70%. Come li ha presi? Uno, intanto proponendosi come il movimento anticasta, cioè il movimento che voleva abbattere la politica per sostituirsi alla politica, prendendo come esempio del malaffare il Partito Democratico. Abbiamo una sfilza di ricordi, di video, di pronunciamenti, insulti, di tutto. Abbiamo visto tutti i colori. Seconda cosa, si sono comprati i voti attraverso il reddito di cittadinanza, no? Quindi garantendo la paghetta di Stato e soprattutto in alcune regioni l'argomento ha fatto presa. Allora, sono andati al governo assieme. Adesso Domenech dice sì, è vero, abbiamo sbagliato, sì, questo è stata una stupidaggine, i ristori sì, è vero, non li abbiamo dati,
il primo intervento di questo governo Draghi è un intervento sbagliato perché ha messo in ginocchio il settore sciistico. Allora dice, qua ci vogliono fatti e meno chiacchiere, dice Domenech. Scusate, ma il governo chi è? Chi è che c'è stato finora? Chi è che doveva dare i ristori? Chi è all'opposizione? No. Allora, chi è che doveva dare un segnale per dare un po' di ossigeno all'economia che ormai è allo stremo? Chi è che lo deve fare, se non il governo? Chi è che c'era al governo prima e che c'è il governo adesso? Scusatemi. No, perché non ci confondiamo, confondendo il diavolo e l'acqua santa, per dire noi ci assumiamo le nostre responsabilità e abbiamo fatto delle proposte chiare per quanto riguarda la situazione economica ma anche quella sanitaria, così come abbiamo fatto delle proposte chiare per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, proposte chiare. Noi abbiamo detto che se i governi rossi o rosso-gialli o rosso-verdi o giallo-verdi finora hanno affrontato il problema dell'immigrazione in maniera sbagliata, porte aperte a tutti, noi abbiamo buttato 5 miliardi e mezzo di euro ogni anno del governo dei sinistri per alimentare il business dell'accoglienza. In realtà per andare a finanziare le cooperative più o meno rosse no, perché questo è quanto, no? Questi sono soldi buttati via. Abbiamo buttato via 6 miliardi di euro all'anno per il reddito di cittadinanza, oppure magari per i bonus per i monopattino o altre cazzate del genere, quando abbiamo la nostra economia che va a rotoli, per dire. Allora le risposte le devono dare quelli che sono al governo. Noi le proposte le abbiamo fatte, abbiamo detto la questione dell'immigrazione deve essere affrontata usando la nostra marina, non come taxi per portare i presunti disperati dall'Africa a portarli in Italia, ma per fare in modo che si blocchino là al confine africano tutte queste persone, si verifichi chi è profugo e chi non lo è, chi scappa veramente dalle guerre e invece chi viene qua solamente per avere qualche fortuna in più nella vita, e il 95% dei migranti non sono profughi, non scappano da nessuna guerra, arrivano qua che sono, la maggior parte di qua arrivano in età militare, dai 18 ai 35 anni, belli come il sole, belli pasciuti, non c'è neanche uno denutrito, non ce n'è uno che riporti una ferita da arma, da fuoco o da taglio e non scappa da nessuna guerra, e noi qui abbiamo continuato a spendere 5 miliardi e mezzo all'anno di soldi pubblici per finanziare le cooperative rosse che gestiscono, noi abbiamo dato la nostra soluzione. Adesso noi abbiamo detto dobbiamo dare ossigeno agli imprenditori, dobbiamo fare in modo che i nostri imprenditori, che sono quelli, altro che reddito di cittadinanza, paghetta di Stato, noi per creare occupazione dobbiamo investire nelle imprese, sono le imprese che creano ricchezza che può essere distribuita, sono le imprese che garantiscono occupazione stabile, non la paghetta di Stato per far stare la gente seduta nel divano ad aspettare che arrivi la manna del cielo. Noi le proposte le abbiamo fatte, ma siete stati voi e siete voi al governo e siete voi a dover fare i fatti, e state facendo chiacchiere. I fatti che state facendo sono per vostra missione sbagliati, perché Domenech stesso ha continuato a dire è sbagliato questo, abbiamo sbagliato, ma sono loro al governo. E allora come farà questo governo, con delle forze politiche antitetiche l'una all'altra, come farà ad affrontare i problemi importanti del nostro Paese, iniziando dall'emergenza economica ed occupazionale? Come farà? Ecco perché abbiamo detto è meglio che andiamo al voto, tanto si vota in tutta Europa, è una balla colossale che non si può votare per colpa del Covid, perché si vota in tutta Europa, anche quest'anno, allora vuol dire che si può andare a votare, si va a votare, si permette ai cittadini di eleggersi da chi farsi rappresentare, da chi farsi governare, e dopodiché un governo autorevole, politicamente omogeneo. Le forze di centrodestra sanno perfettamente, i sinistri, che se andiamo a votare il centrodestra vince alla grande con 15 punti di distacco ed è per questo che sono disposti a fare l'alleanza anche con Pluto e Paperino, perché sanno che perdono e sanno che i 2/3 di loro va a casa e comincia a lavorare finalmente comincia a lavorare. Ecco, sentiamo una telefonata da casa. Pronto, chi parla? Pronto, salve, buonasera, scusi. Antonio da Venezia. Lavoro in agricoltura sotto padrone sottotitolo. Sì. E ha chiamata 2 mesi, un mese, adesso ormai un mese, perché ormai anche come votatore, anche sebbene che ho
56 anni, ma che ho l'esperienza, però ormai si riesce a trovare, perché purtroppo, vabbè, arriva gente da fuori che lavora. Allora io dico, vabbè, è giusto che lavorino anche loro, perfettamente d'accordo che lavorino anche loro, però almeno magari, non so, avendo anche una casa, perché viviamo con la pensione a mamma ormai, perché un mese, 2 di lavoro l'anno, forse quando arriva. Allora, siccome non vogliamo vivere di sussidi, non vogliamo vivere di nessuno, cioè vogliamo procurarsi, cioè lavorare con le mani, pensavo di vendere, magari prendere un caffè, cioè cosa impossibile, no? Questo. Allora magari, avendo 30 anni di contributi, magari che, non so, l'INPS ci dia i contributi che abbiamo stato, niente, non voglio niente magari di quello che non ho, quello che ho versato io, no? E mi diano i contributi che almeno mi faccio il futuro all'estero, perché se loro possono venire qua, il mondo è tutto aperto, come dicono, che perfettamente d'accordo, ma almeno che noi che vogliamo lavorare, anche se ho 56 anni non me ne frega niente, cerco di mettere qualcosa, cerco di fare qualcosa che posso, lavorando sul biologico, in agricoltura, 1 mese, 2, e poi arrivano gli altri cooperativi, questo che lavorano, non so perché, risparmiano magari così, dopo a noi ci chiamano magari a fare i 5 giorni per mettere a posto magari i danni che fanno gli altri. Allora, se noi chiediamo solo di lavorare così, cos'è che fa sto governo? Che volevo chiedere a voi che sapete meglio di me, penso ignorante, volevo sapere cos'è che fa sto governo per noi che abbiamo 50 anni, 56 anni, che vogliamo solo lavorare. Bene, grazie, la bellissima domanda Antonio, perché comunque in effetti è un po' la domanda che facevo prima. Questo governo secondo me non ha aiutato l'agricoltura, sicuramente danneggiato il turismo, abbandonato a se stesso, e comunque ha scaricato, se diamo scaramuzza, poi l'onorevole De Menec ha scaricato sugli imprenditori tutto il costo sociale, ripeto, tutto il costo sociale della pandemia. E non è io l'ho detto in tutte le puntate, non è giusto che tutti i costi si sono scaricati sugli imprenditori, tanto l'imprenditore dopo si rifà, tanto dopo lui sa come fare. Scaramuzza. Ma questa è la politica dei 5 Stelle, cioè loro ce l'avevano con gli imprenditori in gran parte e hanno continuato a farlo anche in questa pandemia. È chiaro che invece gli imprenditori vanno aiutati, sono coloro che possono far ripartire realmente l'Italia, creando posti di lavoro, ovviamente pagando le tasse, e questo vuol dire anche aiuti sociali, pensioni. Perciò sicuramente il ruolo degli imprenditori deve essere un ruolo di primo piano, un ruolo aiutato dallo Stato e non dimenticati come è successo con il governo Conte. Ecco, senta, De Menec, onorevole, il grido di allarme di questo signore Antonio da Venezia è molto, cioè, mi ha stretto il cuore un po', perché comunque anch'io ho la sua età più o meno, quindi per chi ha 50 anni, per chi ha 52 anni, 54, 55, non è che c'è un'altra 20 anni, 30 anni, mi rigenero, mi riorganizzo, chiudo l'azienda, vado in pensione. No, cioè devi marciare e mangiare amaro per ancora anni e anni, quindi c'è anche il problema, vabbè, non solo dei giovani, perché non parliamo dei giovani, però di persone che ormai stanno arrivando alla fine del ciclo lavorativo e si vedono a un certo punto non sono più in grado di lavorare, pensiamo al turismo, oppure la ditta in difficoltà che si è costretto a chiudere e a mandare a casa i propri dipendenti. Ma giusto per puntualizzare, perché ho sentito anche tante baggianate questa sera, nel corso del 2020, lo scorso anno, abbiamo portato a regime 4 decreti ristori per un totale di più di 100 milioni di euro, 100 miliardi, scusate, di euro, tutti destinati al sistema produttivo, quindi che vanno dalle casse integrazioni ai bonus per le partite IVA, ai decreti ristori per tutte le categorie. Gli ultimi 32 per la crisi di governo, voglio sottolinearlo, non sono ancora stati sono stati stanziati ma non destinati. Mi piace sempre essere preciso nelle indicazioni, quindi non è che nel 2020 fino ad oggi non abbiamo stanziato neanche un euro. Dopodiché, se ci paragoniamo a altri paesi europei, siamo in linea con i paesi che hanno la stessa situazione economica e finanziaria
del nostro paese, siamo sicuramente sotto la situazione di un paese che ha una capacità di fuoco economica e finanziaria molto superiore come la Germania. Questo è vero, però le nostre cifre stanziate. Dopodiché il tema della tutela di tutte le categorie è un tema molto complicato, molto complesso. In tutti i decreti abbiamo cercato di inserire tutti i cosiddetti codici Ateco di tutte le categorie. Ricordo a tutti che anche questa sera ne ho sentito parlare molto male, ma anche noi come Partito Democratico avevamo inserito un provvedimento che riguardava l'aiuto a chi rimaneva senza lavoro. Oggi, quando lo chiamiamo reddito di cittadinanza, qualcuno storge subito il naso, però se riportiamo tutto alla realtà delle cose, quando uno perde il lavoro, soprattutto in questo momento, va aiutato a ritrovarlo, ecco. Quindi su questo anche Draghi oggi lo ha detto, probabilmente ci sono anche da modificare, ritarare alcune politiche, ma questa è la filosofia che ci sta sopra, dare una mano soprattutto ai più deboli. Poi sulle categorie del mondo agricolo ci sono stati provvedimenti anche perché in alcune situazioni, questo l'abbiamo visto, si è intrecciato la crisi pandemica anche con alcune avversità meteorologiche e quindi da quel punto di vista si sono fatti anche dei provvedimenti. Oltre a queste cifre che ho detto, ci sono stati un'altra ventina di miliardi di euro stanziati nella legge di bilancio. Allora, si può sempre fare meglio nella vita, per l'amor di Dio. Io ho sempre questa umiltà di non essere il primo della classe, però non è che partiamo dall'anno zero. Tanto è vero che nel discorso di oggi io continuo a dare dati e dichiarazioni ufficiali, non chiacchiere sentite al bar. Lo stesso Draghi riconosce che il lavoro fatto in questo momento di grandissima difficoltà e di emergenza è stato fatto a favore dei cittadini italiani e quindi è che da lì che bisogna ripartire. Usa questi termini, non è che buttiamo tutto. D'accordo, però va bene che è anche vero che c'è ancora molto da fare, a prescindere, i dati sono dati, però uno se vuole esprimere la propria idea è libero di farlo, cioè nel senso ci deve consentire. Sì. Se stiamo dentro, io ho voluto dire, insomma, no, nel senso che ci sono stati ristori, insomma, io credo che i 100 miliardi stanziati da qualche parte saranno andati a finire, credo. No, dico, non ce ne sotto il materasso. No, non ce ne voglio se qualche ospite qui in studio magari la pensa in maniera diversa da lei. Però ecco, Zannoni, poi effettivamente si è parlato di Draghi come, mi ricordo appena è arrivato, diciamo, la candidatura, la sconfitta della politica. A me questa cosa mi suona strana, cioè come mai la politica per anni, non parliamo di un anno evidentemente, di qualche mese di colpa di Renzi, a un certo punto, parliamo di anni, una cosa insomma duratura, si è dimenticato del territorio. Cioè, quando uno va a Roma evidentemente c'è un'area particolare, pensa, non so, alla guerra di posizione, alle poltrone, adesso posso immaginare cosa possa essere, diciamo, come dire, la rappresentanza politica in questo senso, però di fatto i problemi dei cittadini passano in secondo piano. Perché credo, adesso la mia idea ovviamente posso anche intendere in maniera sbagliare, che quello che è successo oggi, Renzi con la crisi, è frutto di anni di abbandono da parte della politica dei problemi reali dei cittadini. Oddio, io ho un riscontro diverso. Se penso ai nostri senatori e deputati del Veneto, io li vedo girare come trottole, addirittura anche adesso che siamo in periodo di pandemia, naturalmente nel rispetto di tutte le norme anti-Covid. Ad esempio Roger De Menech, che è stato anche segretario del Partito Democratico, io me lo ricordo e me lo vedo sempre in ogni provincia del Veneto. Il senatore Ferrazzi di Venezia è venuto spessissimo a Treviso, ma gira anche lui il territorio, per non parlare dell'ex senatrice Laura Puppato. Io ho visto dei miei colleghi di partito a Roma invece molto presenti sul territorio. Dopo, per carità, si dice che è stata una sconfitta politica. In realtà, se pensiamo a questo governo, abbiamo visto che ci sono dei tecnici, ma ci sono anche molti politici. La interrompo un attimo, Zannoni, c'è una telefonata da casa, pronto? Chi parla? Pronto? Sì, buonasera, chiamo a Treviso. Sì, prego, mi dica. Sì, io ascoltavo prima il signore di Fratelli d'Italia, sì. Berlato, mi pare che si chiama. Ecco, io rimango sbigottito, ma dai discorsi che fa, dalle sue parole, si capisce perché questo partito non potrebbe mai far parte di questo
governo, che alla fine non è tanto differente, come si è visto dalle prime battute, anche dal governo precedente, perché anche il governo Draghi pone al centro, per esempio, l'ambiente, addirittura con le modifiche alla Costituzione. Il Fratelli d'Italia di ambiente non aveva mai nominato questa parola, si guarda bene perché è proprio completamente distante da questi temi. E anche sentendo quanto fuori dalla realtà, anche dalle parole di Berlato riguardo l'immigrazione, addirittura Fratelli d'Italia propone delle cose che sono irrealizzabili come i blocchi navali. I blocchi navali, il caso Sibilla, della nave Sibilla, dovrebbe essere un esempio storico che te lo dimostra, ma anche basterebbe un po' ragionare. Cioè, sono delle cose irrealizzabili. Addirittura Berlato parlava di mandare le navi militari a ridosso dei confini dell'Africa per pattugliarle, per salvare le navi. Cioè, immaginiamo quante navi militari servirebbero per fare da muro per fermare queste barche, questi barchini, questi vagoni, che non sarebbero neanche fermati, li farebbe affondare. Quindi se l'affondamento sarebbe la soluzione, è ovvio che non è irrealizzabile perché... Benissimo, tutto chiaro, va bene, grazie. Sì, certo. Intanto, per quanto riguarda la difesa d'ufficio di Domenech, per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, è, diciamo così, fa tenerezza, perché quello che sono riusciti a fare è quello di tentare attraverso i navigator, cioè persone senza arte né parte, senza un lavoro, che dovevano trovare il lavoro agli altri, cosa che non è riuscita, per dire no. Abbiamo visto qual è stato l'esito del reddito di cittadinanza, cioè sono stati sprecati tantissimi miliardi senza creare posti di lavoro. Questo è un dato, non è un'opinione, per dire no. Noi riteniamo invece che il modo per creare occupazione sia quello proprio di investire sulle imprese, ma non a parole, nei fatti. Bisogna investire nelle imprese. Allora, dice Domenech, così come dicono gli altri sinistri, abbiamo dato un sacco di soldi agli imprenditori, si lamentano anche, abbiamo avuto prima un paio di testimonianze, ma anch'io che giro sul territorio come Domenech, ed è stato esemplificativo l'esempio che ha fatto Zanoni. I nostri girano come trottole. La trottola è la dimostrazione di uno che gira su se stesso senza sapere dove andare. Proprio letteralmente è così, quindi capisco che girano come trottoli e l'hanno dimostrato al governo, cioè che hanno fatto un gran casino, per dire, però di risposte concrete, soprattutto le imprese, non sono mica arrivate, perché è la fatturazione elettronica, è il decreto dignità che ha fatto perdere migliaia di posti di lavoro, la fatturazione elettronica ha fatto chiudere 2 milioni di imprese in Italia con la scusa che dobbiamo contrastare in nero, e invece poi chi lavorava in nero ha continuato a lavorare in nero, ma tutto l'apparato burocratico legato a fatturazione elettronica ha messo in ginocchio una fetta importante della nostra attività produttiva, della nostra economia. Per dire, poi la questione della reddito di cittadinanza, quindi ecco, voglio stendere un velo pietoso. Berlato, sentiamo la telefonata. Un secondo solo per quanto riguarda la domanda del telespettatori, che noi ovviamente facciamo cose irrealizzabili. L'Ungheria è a dimostrazione che hanno detto chiaramente che i loro confini non vogliono fare in modo che siano ricettacolo di una serie di soggetti che non viene perché scappa dalle guerre, ma viene unicamente perché cerca un miglior futuro economico, per dire no. Noi abbiamo detto non vogliamo che la nostra marina, come è stata utilizzata per tanto tempo, anziché fare da tassisti per quanto riguarda i flussi migratori, ma sia utilizzata per difendere i nostri confini. Sentiamo la telefonata da casa, pronto? Chi parla? Pronto? Buonasera direttore, buonasera, sono Sebastiano D'Apano. Sì. Buonasera direttore Alessio e ospite. Io volevo segnalare due cose. Intanto il reddito di cittadinanza sì, va bene fino a un certo punto, però quando l'hanno dato perché non facevano che quando io presentavo il reddito di cittadinanza dovevo presentare un certificato penale e così a me i soldi non andavano ai mafiosi come sta succedendo, perché grazie alla Guardia di Finanza sta scoprendo che tutti quei soldi vanno anche ai mafiosi. Poi anche sul fatto di questo, come non so come viene chiamato, questo che ti paghi con la carta di credito e ti danno
lo Stato fino a 150 euro, no? Benissimo. In che senso? Io vado, che so, a Ikea, vado a comprare un mobile, ho 100 giorni per poterlo ritornare indietro, mi rimborsano i soldi, però lo Stato non sa che io l'ho ritornato indietro, lo Stato sa che io ho pagato. E quindi dicevo dei soldi che non meriterei, perché comunque l'ho ritornato il prodotto indietro, però la tracciabilità non c'è allo Stato che io l'ho ritirato indietro. Certo, va bene, grazie Sebastiano, molto acuta la sua osservazione, però ecco, magari adesso sentiamo scaramuzza. L'altro giorno ero al bar, dei signori di una certa età, non dico vecchi perché sennò qualcuno si offende, siamo tutti giovani, e mi hanno fatto l'elenco delle cose che avevano, era tutta gente semplice, diciamo, non con esperienza politica, mi ha fatto l'elenco, mi ha riconosciuto ovviamente per il ruolo che conduco qui mercoledì e giovedì, e mi hanno detto, senti, ma perché non dice? Mi hanno fatto l'elenco delle cose che non vanno, no? La burocrazia, il lavoro, l'agricoltura, i giovani che vanno all'estero. E la verità, la cosa mi ha sorpreso, ho detto, ma come se delle persone che magari hanno fatto un lavoro semplice, hanno fatto tutto questo elenco di cose, che la burocrazia per esempio, devo andare ancora al comune, eccetera, come mai i politici a Roma queste cose non le sanno migliorare? Ecco, questa è la domanda che poi è venuta fuori ovviamente e mi hanno detto, perché non ne parliamo? Vabbè, io adesso cerchiamo di parlarne, vediamo. Ma sicuramente questo è un tema molto importante e credo che a Roma si sappia comunque bene. È chiaro però che è difficile, perché comunque gestire, ad esempio faccio l'esempio della pubblica amministrazione, perché il ministro Brunetta anche in questi giorni si è molto speso per quanto riguarda togliere la burocrazia. La burocrazia, non mi viene la parola, grazie. E questo perché? Perché sicuramente è un problema fondamentale per tutti gli uffici, tutta la carta che gira. Noi ci ricordiamo il ministro Brunetta quando nel 2011 come ministro del governo Berlusconi in conferenza stampa portò il faldone di carta e la chiavetta e ha detto, da oggi noi vi diamo la chiavetta. Questo sicuramente è stato un passo molto in avanti. Anche la PEC. La PEC ha cancellato moltissima carta. È chiaro che però... Evidentemente questo sforzo non sembra sortire gli effetti. Vediamo una telefonata dalla casa, pronto? Chi parla? Sì, pronto? Sì, chi parla? Sono Walter dalla provincia di Verona. Sì, prego. Volevo fare una riflessione, visto che ci sono diversi politici. Io ho 76 anni e ho cominciato a lavorare da 10 anni dopo la quinta elementare. Io mi ritengo uno dei tanti milioni e milioni di italiani che abbiamo fatto ricca questa Italia. Io vorrei fare, questa è la riflessione che voglio fare. Dopo tutti questi anni, cioè i 75, chi è che ne ha reso così poveri e miserabili? Noi che l'abbiamo costruita fino ad arrivare uno dei 10 stati al mondo più ricchi. Chi è che ce l'ha reso così? Chi è che ce l'ha? Noi che abbiamo lavorato giorno e notte, tutte ore, strasore di notte e di giorno. Ma i signori politici che non incolpo nessun politico, ma se la fanno negli anni di coscienza. Bene, grazie. Guardi, la sua riflessione lascia un po' l'amaro in bocca. Vediamo un po' se l'onorevole Domenech vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo che ha detto. Cioè, in effetti adesso la situazione è un po' complessa. Cioè, il signore da Verona diceva effettivamente abbiamo fatto il momento che andava tutto bene, poi a un certo punto invece qua il debito aumenta, inefficienza, burocrazia, eccetera, eccetera, quindi una situazione non fluida. No, come dicevo, quando uno ha la saggezza di ammettere che ci sono ancora tante cose da fare, secondo me parte già col piede giusto. Io non ho mai tanta fiducia di chi ha tutte le soluzioni in tasca e non accetta nessun tipo di consiglio. Lo dico perché continuo a sentire dire non aiutiamo le imprese. Beh, secondo me, insomma, da parecchi anni noi abbiamo messo in campo uno strumento straordinario e io invito tutti, io il lunedì mattina di solito lo dedico proprio alle aziende e vado a verificare, a vedere, anche a fare semplicemente delle chiacchierate con gli imprenditori per capire se per esempio uno strumento molto pratico
quello che viene definito industria 4.0, poi ha delle ricadute sul fronte degli investimenti in tecnologia, in avanzamento tecnologico del ciclo produttivo. E io vi posso dire che anche e soprattutto un territorio fertile come quello del Veneto sta avendo un grande vantaggio. Dopodiché scopro oggi che Fratelli d'Italia è contro qualsiasi aiuto a chi perde il posto di lavoro, e quindi ne prendo atto, sapranno giudicare poi quei cittadini che sono in difficoltà proprio in questo momento, e quindi bisogna dire in maniera molto chiara che un pezzo della politica italiana, una volta che uno perde il posto di lavoro, non ha più diritto a nessun tipo di sussidio. Quindi cancelliamo anche la cassa integrazione, secondo Berlato, a sto punto, no? Ecco, io credo invece che una cosa logica sia da una parte stimolare alla grande l'impresa con il fronte investimenti. Ho citato un provvedimento puntuale e preciso che esiste e che ha degli effetti sul territorio, soprattutto del Veneto, così dicono i dati, ma dall'altra noi dobbiamo avere anche l'attenzione di non lasciare nessuno indietro e di, quando uno perde un posto di lavoro, tanto è vero che sapete cosa succede? Oggi tutte le forze politiche cosa chiedono? Chiedono di prolungare il blocco dei licenziamenti, non è un caso. E allora su questo, siccome anche noi siamo d'accordo, perché abbiamo bisogno di un periodo eccezionale nella gestione delle aziende, ma a fianco a questo abbiamo bisogno di investire nelle aziende stesse e di accompagnare quelle persone che, ahimè, perdono il posto di lavoro perché magari l'azienda in difficoltà chiude. Questa è una politica seria. Buttare via tutto pensando che poi la gente non abbia bisogno e che uno Stato serio non vada incontro a quelli più in difficoltà, secondo me non fa l'interesse dei cittadini. A dire che la mattina, il lunedì, va a fare chiacchiere con gli imprenditori, ma gli imprenditori non hanno mica bisogno di chiacchiere, hanno bisogno di fatti concreti, hanno bisogno di liquidità, hanno bisogno di risposte. E non è vero quello che dice De Mene, che probabilmente è preso dalla rarefazione dell'ossigeno bellunese, dice che noi siamo contrari a dare una mano a chi è senza lavoro. Dice una stupidaggine per dire che lo qualifica. Noi a chi è senza lavoro, la risposta che diamo noi, che vogliamo dare, è dare un lavoro. Non dare la paghetta di Stato, il sussidio che non produce nulla di positivo. Noi a chi è senza lavoro vogliamo dare un lavoro, e perché il lavoro non è solo uno stipendio, lavoro è dignità soprattutto, non uno stipendio solamente. E quindi noi, ecco perché diciamo che dobbiamo non fare chiacchiere con gli imprenditori, e vogliamo fatti, e i fatti per aiutare gli imprenditori sono liquidità, sono investimenti che permettono ai nostri imprenditori di non uscire dal mercato, perché quando abbiamo perso fette di mercato, poi qualcun altro si inserisce e abbiamo perso quei clienti in giro per il mondo. Allora bisogna fare in modo da far stare sul mercato, rendere competitive le nostre imprese, anche togliendo la burocrazia, perché i nostri imprenditori devono dedicare il 40% del loro tempo non a rendere più competitiva la loro azienda, ma a tentare di non affogare nelle scartoffie. Questo è il problema della mancanza di competitività delle nostre imprese, e invece i sinistri sono la burocrazia in persona, l'hanno dimostrato in tutti questi anni. Allora, risposte concrete per dare un lavoro e per garantire prospettive soprattutto ai giovani, non la paghetta di Stato attraverso i navigator. Ma vi vergognate mica quando dite queste cose parlando sopra? Capisco che se dite queste cose magari a Caltanissetta, quel che sia, qualcuno vi può ascoltare di più, dove magari il problema del lavoro è molto più marcato, ma soprattutto al nord e soprattutto al nord-est, pensare di dare risposte tipo andiamo a fare due chiacchiere piangendo sulle spalle degli imprenditori, oppure dicendo noi la risposta a chi non ha lavoro è l'assistenzialismo e la paghetta di Stato, c'è politicamente da vergognarsi. Vergognarsi. Bene, lasciamo, devo lanciare la pubblicità, Domenech, lanciamo la pubblicità e poi vediamo posso farla pubblicità. Queste infinite distese di campi, i filari dei vigneti che si perdono a vista d'occhio. Non c'è da stupirsi che mio nonno ne sia rimasto affascinato 60 anni fa. Ha trasformato una vecchia latteria in un caseificio, quel posto che adesso tutti noi chiamiamo casa, fedele ai gesti semplici delle nostre tradizioni.
Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it. Eccoci di nuovo qui in diretta 22:16 insieme a Depressione TV. Ricordatevi il nuovo contenitore dove facciamo confluire tutte le nostre produzioni, informazione col Sestante News, ovviamente il nostro pezzo forte, il talk show, e potrei aggiungere lo spazio che mi dedico ogni giorno, 4-5 minuti, l'opinione per dire la mia, insieme Idee Persone TV. Bene, c'è una telefonata da casa, vediamo se facciamo ancora tempo a recuperarla. Pronto? Le chiediamo scusa per l'attesa, però i tempi tecnici... No, non si preoccupi, non è un problema. Intanto buonasera a lei, buonasera ai suoi ospiti, grazie per l'ospitalità qua televisiva. Io sono Raffaele di Rovigo. Sì, allora, prego. io chiedo una cosa. Ho ascoltato oggi il discorso di Draghi. La cosa ha dato un po' fastidio, anzi un po' tanto fastidio, penso anche a altri come me, perché in un passaggio il signor Draghi diceva che bisogna cedere un pezzo di sovranità ai paesi che sono in difficoltà come l'Italia, come la Spagna, come il Portogallo, la Grecia, dove devono cedere un pezzo di sovranità in cambio di un aiuto praticamente. Questo io lo reputo letteralmente un ricatto, perché la sovranità è come se uno viene in casa mia comando io e non mi voglio fare comandare né dalla Merkel né dalla Francia e tantomeno dalla Norvegia o altri paesi più forti economicamente di noi. Benissimo. Posso fare un altro appunto piccolino? Certo, sì, velocissimamente perché siamo quasi in chiusura. Sì, veloce. Niente, per quanto riguarda invece il Ministero degli Invalidi che hanno voluto fare, domando perché non pensano di sgravare tutti gli aiuti per tipo carrozzine o pannolini o altro dell'IVA, azzerarla tutta, solo su quei bisogni lì che una persona fisicamente ha, certo. Azzerare tutto, gli ausili sugli ausili, diciamo. Sarebbe, grazie, veramente siamo purtroppo, grazie, sarebbe una bella cosa. Ecco, facciamo rispondere invece all'onorevole De Mec anche sulla prima, l'abbiamo dovuto interrompere per lo spazio pubblicitario, prego. No, io volevo solo fare una domanda e chiedere poi all'onorevole Berlato se lui la finanzierebbe o no la cassa integrazione in questo periodo, perché è un sussidio che diamo a chi perde il lavoro. Io sono convinto, fra l'altro il suo assessore regionale Donazzan è una convinta sostenitrice, a ogni crisi aziendale si batte per avere la cassa integrazione per quei lavoratori, e credo anche giustamente. Mi pare invece che Berlato pochi minuti fa ha smontato completamente tutto questo tipo di welfare. Poi sulle affermazioni di Draghi di prima, io credo che è esattamente dentro al concetto che uniti siamo più forti anche in campo europeo. Non si tratta di cedere pezzi di sovranità e quindi del giusto autogoverno che ogni paese ha. Si tratta però di metterci insieme, come stiamo facendo in tanti campi dell'economia e del vivere civile in Europa, proprio per essere più forti, non per essere meno forti. Tanto è vero che prima è stata citata l'Ungheria, che ricordo a tutti era uno di quei paesi che assolutamente non voleva nella prima fase di approvazione del piano europeo di rilancio, non voleva finanziare un paese come l'Italia. Ci sono le cronache, le dichiarazioni di Orban, basta andare, qualsiasi concittadino può andare e cliccare, no? Eppure Berlato cita l'Ungheria come esempio. Allora io mi chiedo, qual è l'interesse nazionale? Questa è la verità. L'interesse nazionale è fare i sovranisti pensando di essere autosufficienti, o vivere in un contesto europeo dove ti possono arrivare le risorse per ripartire? Noi, e anche Draghi mi pare oggi l'ha dimostrato in maniera molto chiara, siamo per quella ricetta, quel campo europeo che ci può garantire una sostenibilità maggiore e un'autorevolezza maggiore di un paese perfettamente sovrano da tutti i punti di vista, ma che fa delle alleanze una delle sue caratteristiche. Per noi questa è la nostra politica estera, e guardate che su questo ci giochiamo un pezzo della scommessa, perché se Draghi oggi ha l'autorevolezza
che ha in campo internazionale è proprio perché è stato uno dei grandi sostenitori di queste politiche europee, non quelle del rigore, ma quelle della crescita, che è esattamente quelle che vogliamo. Vedremo. La crescita, aiutare le imprese, venire incontro ai cittadini quando sono in difficoltà, e questo si chiama welfare. Vedremo quello. Io però devo fare una domanda, però volevo all'inizio della trasmissione 30 secondi. Proprio meno di 30 secondi. Mi sorprende che un politico navigato, sia pur rosso come Domenech, confonda la cassa integrazione con il reddito di cittadinanza. È chiaro che noi siamo favorevoli alla cassa integrazione perché l'importante è che la cassa integrazione non la devo. Domenech, ti sei lamentato prima perché ho fatto un secondo di battuta e tu continui invece a. Capisco che quando diciamo la verità voi rossi vi incazzate, ma dovete anche accettare l'idea che qualcuno possa dire la verità, non solo le chiacchiere. Domenech, perdonami, per rispondere alla tua domanda, mi hai fatto una domanda, lascia che ti risponda, Domenech. Se tu mi hai fatto una domanda, allora, se tu mi hai fatto una domanda devi permettermi di risponderti. Dico, la cassa integrazione è una cosa, il reddito di cittadinanza è tutta un'altra. Allora noi siamo a favore degli ammortizzatori sociali che consentano di aiutare le persone che sono in difficoltà dal punto di vista lavorativo, ma la nostra risposta non è quella del reddito di cittadinanza, la nostra risposta è quella di lavoro. Vogliamo dare un lavoro stabile, che è una cosa diversa rispetto a quello che vogliono fare i sinistri, primo ragionamento. Dopodiché, dico, per quanto riguarda la questione della posizione di Orban ha detto chiaramente: noi non vogliamo essere ricattati dall'Unione Europea, che condizioni gli aiuti il fatto che noi dobbiamo perdere la nostra sovranità, come dice Draghi. Se volete un flash su Draghi, perché Draghi non è mica uno che è un educanda, cioè conosciamo perfettamente da dove viene Draghi e a chi risponde. Conosciamo perfettamente che il suo obiettivo non è quello di salvare le imprese, non è quello di aiutare gli italiani, ma è quello di fare in modo che tornino i conti per le banche centrali. Conosciamo tutta la storia di Draghi e pur sapendo che nel suo mestiere è bravissimo, però abbiamo dei seri dubbi che questo governo possa rispondere alle esigenze delle famiglie in difficoltà, che possa rispondere alle esigenze delle imprese in difficoltà, e i primi segnali li ha dato subito, dicendo che non può salvare tutte le imprese, quindi ha già detto che una parte delle imprese deve morire, ha già detto con i suoi interventi che lui deve far quadrare i conti, e quando dice che dobbiamo perdere la nostra sovranità significa, come è successo per la Grecia, che qualcuno vorrà venire a imporci le proprie decisioni e facendo in modo che chi è stato democraticamente eletto sia sostanzialmente commissariato. Questo è quello che succede. Allora, ecco perché rispondiamo in quel modo lì noi e diciamo chiaramente: guardate signori miei, che se pensate che Draghi sia l'uomo della salvezza nazionale, la stessa cosa la dicevate con Monti e abbiamo ancora le cicatrici aperte del governo Monti, voglio ricordare, e chi adesso per mancanza di numeri si aggrappa per rimanere in Parlamento, si aggrappa al salvatore della patria che dovrebbe essere Draghi, sappiate, e lo vedrete nelle prossime settimane, quali saranno le conseguenze di decisioni, lacrime e sangue che riguarderanno il nostro Paese. Volete che la prossima volta che ci troviamo qui, e spero ci sia anche Domenech, spero che ci sia anche lui, in modo tale che, dicendo adesso risolviamo i vostri problemi, ma essendo stati al governo finora non li avete risolti, sperate di risolverli adesso con Draghi e con nella coalizione di governo forze antitetiche tra di loro, sperate di dare delle risposte alle esigenze degli italiani, ma finora dove siete stati? Finora dove siete stati quando i ministri chiave sono stati riconfermati, perché altrimenti non avrebbe avuto Draghi? Hanno detto che era un governo tecnico, no? Inizialmente, anche il discorso di Mattarella, il governo non dovrà essere condizionato dalla politica. E chi è che sostiene questo governo? Se non le forze politiche antitetiche una all'altra. Allora, ripeto, quando si tratta adesso dell'economia, vediamo se riusciamo a dare risposte concrete all'economia agli imprenditori. Vedremo. Quanti sono gli imprenditori che sono contenti dell'azione del passato governo? Io non ne trovo. Quanti sono gli imprenditori che si sono arricchiti con questo fiume di denaro che dice Domenech che è stato elargito agli imprenditori in questo anno? Quanti sono gli imprenditori che sono contenti di quello che ha fatto il governo?
E quanti sono quelli che sono stati costretti a chiudere per l'incapacità dei governi precedenti di dare delle risposte alle imprese? Aggiungiamo anche quanti dipendenti di questi imprenditori sono a casa in crisi, che hanno perso il lavoro. È evidente. Senta, Bernato, io devo fare una domanda, cioè il tempo è tiranno, visto che comunque un telespettatore prima al telefono ha detto lei che è cacciatore, quindi parliamo di caccia, visto che abbiamo la fortuna di avere anche Zanoni, che la penso in una maniera diversa, antitetica rispetto alla sua. Mi piacerebbe avere un flash. Non mi risulta? Non ne risulta. Io mi sono documentato invece. Allora, 1 minuto e mezzo ciascuno, caccia sì, e poi a Zanoni ovviamente chiederemo il suo parere da questo punto di vista. Per cavalleria lascio la parola a Zanoni, in modo tale che possa lanciare sulla... la prima freccia. Guardi, io da sempre mi occupo di tutela di animali selvatici, sin da bambino ho avuto la passione della natura e quindi mi occupo di tutte quelle attività che in qualche modo influenzano negativamente la fauna selvatica. Tra queste c'è anche la caccia. Io ho il mio parere, la mia posizione, naturalmente poi ci sono le leggi, ma negli ultimi anni mi sono occupato soprattutto dell'applicazione delle leggi, del rispetto delle leggi. Berlato, qui presente, è fautore e anche sostenitore di numerosi, ad esempio, progetti di legge che la Regione Veneto, il Consiglio regionale ha approvato, ma dopo la Corte Costituzionale ha bocciato perché incostituzionali. Mi riferisco ad esempio alla caccia da natante, alla caccia al cormorano, a determinati appostamenti di caccia, alla caccia tutto l'anno per l'addestramento dei cani, cioè per non parlare poi della caccia in deroga, anche quella cassata addirittura dalla Commissione europea. Credo che nell'epoca dell'esagerazione del consumo delle risorse, del record del consumo del suolo, di un'agricoltura intensiva che adesso grazie anche al Green New Deal verrà un po' alla volta riconvertita e resa più sostenibile, come tutte le attività. Nell'epoca dei cambiamenti climatici si dovrebbe veramente rivedere tutta la questione caccia, soprattutto guardi per una particolare categoria di animali, gli uccelli migratori che tutti gli esperti e tutti gli indici ci dicono che sono in grossissima difficoltà, non solo per la caccia, anche per la caccia, ma per i cambiamenti climatici e per l'ambiente che appunto è stato molto sfruttato, in particolar modo nella pianura padana, e quindi credo che andrebbero riviste anche queste leggi, insomma. Poi se la mettiamo per quanto riguarda l'opinione pubblica, io ho molti sostenitori, amici che sono totalmente contrari e sarebbero per l'abolizione, e io credo che chi amministra dovrebbe perlomeno far rispettare le leggi. Faccio un piccolo esempio, dopo chiudo. In Regione Veneto, durante il lockdown, la Regione ha dato delle deroghe in zona arancione per i cacciatori per uscire da fuori comune, quindi c'erano le persone arrabbiate che chiamavano ma perché i cacciatori sì e noi no. L'ho fatto la Regione Veneto. In Lazio, dove il Presidente è anche il nostro segretario nazionale, Zingaretti, c'è stata una ferma opposizione a questa richiesta e le deroghe non le hanno date, giustamente dico io. Quindi benissimo. Ci sono modi e modi anche in questo settore di operare e di agire. 30 secondi per dato perché adesso siamo in chiusura. L'esponente del Partito Democratico veste la pelle dell'agnello e dice che vuole la regolamentazione. In realtà lui è esponente di un'organizzazione che si chiama LAC, Lega per l'abolizione della caccia. Ora capiamo bene qual è l'approccio culturale che si può avere a una tematica, cioè partire dal presupposto che si voglia abolire un'attività solo perché non la si condivide, mi sembra che sia già un punto di partenza sbagliato. La caccia in tutto il mondo è considerata come strumento utile, spesso indispensabile, per garantire la corretta gestione del patrimonio faunistico e la salvaguardia degli habitat naturali. Questo in tutto il mondo. Non capiamo perché in Italia deve essere un'attività da abolire. Dopodiché le fantasie di Zanoni, io ci ho convissuto nell'ultima legislatura in Regione e avrò modo di constatare che nonostante i suoi sforzi, lodevoli per certi aspetti, ma Zanoni non ha toccato palla nel Consiglio regionale scorso, perché tutte le norme che sono state approvate sono state, tranne una che è stata bloccata di iniziative di Sergio Berlato, tutte le norme approvate dal Consiglio regionale sono state tutte approvate non solo dal Consiglio regionale, ma approvate anche
dalla Corte Costituzionale, faceva riferimento alla questione degli appostamenti, ho fatte io le leggi, le ho fatte approvare, nonostante qualcuno volesse impugnarle, sono state approvate anche a livelli più alti. Il problema è diverso, è riuscire a capire l'indispensabilità di gestire la fauna selvatica. Noi abbiamo la presenza, eccessiva presenza, guardate, per fare l'esempio del Veneto, grazie alla gestione fatta soprattutto delle zone umide da parte dei cacciatori, in collaborazione con il mondo agricolo e la parte propositiva del mondo ambientalista, noi abbiamo un aumento considerevole della fauna selvatica. I censimenti fatti dall'ISPRA di Bologna, che è istituto a livello nazionale che deve preoccuparsi anche di questo, dimostrano che negli ultimi 10 anni la fauna selvatica acquatica nelle nostre aree è quadruplicata. Abbiamo un problema inverso, che in alcuni casi abbiamo un'eccessiva presenza di fauna selvatica che produce danni all'agricoltura, all'ecosistema, e proprio per questo con mani intelligenti e sapienti deve essere gestita per garantire un equilibrio anche con le attività antropiche, iniziando dall'agricoltura e dall'allevamento. Allora ringraziamo Andrea Zannoni, consigliere regionale del Veneto, Partito Democratico, Simone Scaramuzza, coordinatore regionale Forza Italia Giovani Veneto, l'onorevole Sergio Berlato, parlamentare europeo per Fratelli d'Italia, e il collegato via Skype, l'onorevole Roger De Menec, Partito Democratico Belluno. Bene, grazie a tutti, vi aspetto domani sempre con Insieme Idee e Persone. A domani. Grazie. Non c'è un po' la macchinazione, non c'è una politica